Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti all'anticipo del telegiornale delle 13:20 che quest'oggi passiamo assieme al Panathlon. Siamo infatti in compagnia di Biagio Terrano, che è il presidente del Panathlon Trieste, Panathlon Club Trieste. Grazie Presidente per essere venuto nei nostri studi. E poi siamo in compagnia di Andrea Ceccotti, che è governatore dell'area 12 del Panathlon Club Friuli Venezia Giulia. Esatto. Ho detto corretto? Perfetto. Perfetto. Allora, con i nostri ospiti parleremo della iniziativa che è in programma domani e sabato, ed è la terza edizione, scusate che metto un po' meglio il microfono, è la terza edizione di Sport In. Sport In è una manifestazione di sport integrato, diciamo. Poi dopo so che su questi termini bisogna fare anche molta attenzione, ma comunque prima di parlare di Sport In, io direi, Presidente, diamo un'idea di che cosa sia il Panathlon, che cosa fa. Dunque il Panathlon è un'associazione che riunisce tutte le componenti sportive degli sport olimpici, e quindi abbiamo una cinquantina di soci che rappresentano veramente la crema della sportività, non solo a Trieste ma anche nelle sue componenti, diciamo, allargate. Sport In è Uniti nello Sport. Noi in sostanza promuoviamo concetti fondamentali come il fair play, il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, la componente anche che è rivolta verso il mondo della scuola. Non più lontano di questa sera abbiamo una conviviale che porta per titolo Sport e Scuola, dove andiamo a premiare studenti con una media scolastica dell'8,5 e nel contempo con risultati sportivi di eccellenza. Quindi è molto importante trasmettere questi messaggi ai giovani, perché facendo lo sport nell'ambito scolastico si tengono lontani da tanti pericoli come l'alcol, il fumo, la droga, hanno la possibilità di migliorare anche le loro prestazioni scolastiche proprio attraverso l'attività fisica. E quindi è un servizio che noi svolgiamo al di là di quello che è lo Sport In, tra l'altro poi è rivolto verso i disabili. Il rapporto scuola-sport è un rapporto che probabilmente nel nostro paese ha bisogno, forse già incominciata, ma ci sarebbe bisogno anche di una riconsiderazione, se non addirittura di una rifondazione del rapporto, ma questo è altro argomento. Sì, volevo solo dire sulla scuola che le statistiche del Ministero dicono che il 34,2% dei giovani non fanno attività sportiva nell'ambito della scuola, e questo è un dramma, perché porta all'obesità, porta a malattie di vario tipo, perché l'attività fisica in ambito scolastico è essenziale. Chi ha fatto attività fisica in ambito scolastico poi la continua anche in età adulta con risultati notevoli sia a livello lavorativo sia a livello familiare. Questo è un dato però abbastanza preoccupante. Per dire la verità, perché significa 1 su 3. Sì. Non è poco. Allora, invece, Ceccotti, che cos'è Sport In? Siamo alla terza edizione. Siamo alla terza edizione. Sport In è dedicato appunto agli sport paralimpici, allo sport inclusivo e allo sport integrato, che hanno diverse sfaccettature, però riguardano tutti quanti persone che hanno problemi, disabilità di vario tipo. Ed è nato proprio per far conoscere queste discipline sportive alla comunità, ma non solo, per far sì che le famiglie dei ragazzi disabili e loro stessi potessero conoscerle, apprezzarle e praticarle. Tutti chi si occupa di questo tipo di sport, tutti dicono e riferiscono che c'è ancora timore, paura da parte delle famiglie di portare questi ragazzi a fare attività sportiva.
ed è veramente un peccato, perché invece quando vengono coinvolti è dimostrato in primis che stanno molto meglio, perché lo sport li aiuta a migliorare in maniera impressionante la loro condizione. Noi abbiamo l'esempio qui a Trieste, che è un amico ed è venuto alla prima edizione di Sportin, Matteo Parenzano. Matteo Parenzano è un grande. Un grande, lui, la famiglia, i suoi allenatori, i suoi dirigenti. E tra l'altro io posso dire che avendo praticato sport anche ad alto livello, sia come atleta, come allenatore, come dirigente, ho conosciuto tardi, grazie al Panathlon, questo tipo di attività, lo sport paralimpico in particolare, e devo dire che abbiamo solo tutti esclusivamente da imparare tanto da loro, perché non ce n'è uno che si lamenta, non ce n'è uno che dice che le cose non vanno bene, e tutti i giovani, tornando al discorso che faceva adesso il Presidente, noi siamo attenti ai giovani e alle persone in difficoltà, dovrebbero imparare e conoscere questo tipo di attività, perché abbiamo solo tutti quanti da avere grande attenzione e contributi da questa realtà. Tra l'altro io ricordo che una volta ho intervistato Matteo Parenzano, e anche per far capire che, voglio dire, sono loro stessi che non chiedono sconti, ma Parenzano ha detto una roba: guarda che io non mi alleno per perdere, che mi è sembrata una cosa straordinaria, per dire la verità, insomma. Poi dopo entreremo anche nello specifico dei due appuntamenti, perché rispetto alla scaletta che era stata comunicata c'è una piccola variazione. Però volevo, anche per far capire come tutto sommato certi concetti che noi magari diamo per acquisiti sotto certi punti di vista, in realtà hanno dovuto faticare parecchio per essere accettati. Sabato, quando ci siamo visti, Presidente, lei mi aveva raccontato di quando qualche anno fa, non pochi anni fa, ma nemmeno poi tanti, lei ha voluto introdurre, credo fosse l'adapting rowing. E mi racconti un attimo? Ecco, era il 2006, io quindi insomma quell'anno, una ventina d'anni fa, non ere geologiche. Quell'anno ho ricevuto dalla Federazione Italiana Canottaggio l'invito a costituire presso la società Canottieri Adria una sezione che una volta si chiamava Adapting Rowing, poi ha cambiato denominazione, e ho avuto notevoli difficoltà a organizzare questa sezione, in quanto sia la parte sportiva sia il corpo sociale si sono manifestamente dichiarati contrari alla commistione con il mondo della disabilità, e abbiamo dovuto iniziare questo percorso con l'aiuto della Luciana Sardo, che è tuttora una grande allenatrice per disabili, confinando questa sezione di Adapting Rowing alla giornata del lunedì, che era la giornata di chiusura della società. E il percorso per arrivare all'inclusione è un percorso lungo e non facile. Fino agli anni 60 si parlava praticamente di handicappati, sì, i termini erano di handicappati o subnormali addirittura. Poi il termine è passato ad invalidi in una prospettiva di recupero dell'invalido. Solamente con gli anni 2000 si è cominciato a parlare di disabilità, e il percorso per arrivare alla disabilità passa attraverso l'inserimento, l'integrazione e l'ultimo step, che è quello dell'inclusione. Però c'è una differenza sostanziale tra integrazione e inclusione, di fatto questo non l'ho mai che colta non è benissimo. facile capire. In sostanza l'integrazione sta a significare che c'è in sostanza la commistione tra le persone, ma non la condivisione degli strumenti. E solamente attraverso l'inclusione che c'è il passaggio epocale, in quanto il disabile si immerge nel tessuto sociale al di là di qualsiasi barriera sociale, economica, culturale, e in sostanza la inclusione è
un qualcosa di aggiunto all'integrazione. Questo è un concetto che... È un concetto sfumato, non facile da accogliere. Allora, veniamo agli appuntamenti. Sono due. Il primo è giovedì 15 maggio all'Urban Center di Corso Cavour, che è questo spazio che è attaccato praticamente al salone del magazzino delle idee, e dalle 17 alle 19, e sarà una tavola rotonda. Sì, tavola rotonda, no? Dove avremo come relatori Marco Tortul, che è il presidente dell'associazione Oltre quella sedia, e Daniele Bettini, che è il tecnico della squadra paraolimpica di pallanuoto Trieste, e la Elena Giannello, presidente dell'associazione Calicanto. Le testimonianze che porteremo saranno di Valentina Meriggioli Parenzan, che è la mamma di Matteo Parenzan, che abbiamo voluto proprio per far conoscere le famiglie di questi ragazzi, e Anderson D'Orlando, che è un atleta del Baschin, e Alessio Beltrame e Samantha De Rosa, che invece sono tecnici e atleti della S Fiori dei Liberi Cividale, che è un'associazione di scherma per non vedenti. La novità di quest'anno, che oltre ad avere le discipline storiche, no? Baschin, calcin, pararowing, danza sportiva, la boccia, e abbiamo anche lo showdown, che è il ping pong per non vedenti, con un tavolo tutto particolare fornito dall'Istituto Rittmeyer, e la scherma per non vedenti. Tra l'altro io ho avuto il piacere di essere a Pordenone per 3 giorni alla fiera della legge 104 Caregiving, dedicata proprio al mondo della disabilità e della fragilità, e lì abbiamo avuto un grande spazio dove Sportin come format è stato replicato, è stato molto apprezzato, ci sono stati addirittura 5.000 spettatori alla fiera, e addirittura abbiamo avuto l'occasione di farlo conoscere a Ciriani, parlamentare europeo, e alla vicepresidente della Commissione della Disabilità Europea, con la quale abbiamo interloquito, e porteremo questo modello, spero, addirittura al Parlamento europeo. Laddove invece per quanto riguarda la giornata di sabato dicevamo che c'è stato un cambio di programma, tra l'altro per una ragione anche abbastanza felice, per certi aspetti. Allora, quest'anno noi abbiamo voluto passare dalle attività di palestra a quelle dell'acqua, no? Sfruttando la nostra gradita presenza nella nostra associazione di Enrico Samer, che è il nostro socio, al quale abbiamo dato l'anno scorso anche il mulo d'oro. Sappiamo benissimo cosa ha fatto Samer col Trieste Campus, col polo natatorio e quant'altro, e abbiamo voluto includere la pallanuoto paraolimpica e il nuoto paraolimpico in Sportin. Purtroppo, ma non purtroppo, perché invece le concomitanze sportive hanno portato alla qualificazione delle ragazze alla semifinale dello scudetto, oltre alla semifinale dei maschi che verrà giocata sempre sabato pomeriggio. Gli orari in cui le manifestazioni della pallanuoto e del nuoto dovevano effettuarsi verranno coperti dalla pallanuoto femminile. Tra l'altro c'è la RAI, che ha detto tra l'altro che non potremmo neanche fare l'esibizione della Calicanto Band, che avrebbe dovuto fare da intrattenimento fra la prima e la seconda partita, perché quando c'è la RAI purtroppo non ci può essere nient'altro. Però va bene così, sarà una festa della pallanuoto, sarà una festa di Sportin, alla sera faremo la cerimonia di chiusura comunque al Trieste Campus, e il prossimo anno mi auguro vivamente, c'è già un impegno e un'intesa con Enrico Samer, Sportin si svolgerà tutto al Trieste Campus. E tra l'altro però rimane confermato l'appuntamento di sabato mattina dalle 9:30 alle 12:30 al Palasport di Aquilinia per delle dimostrazioni degli sport di cui abbiamo parlato prima. Certo. Credo che li abbiamo citati veramente tutti quanti: danza sportiva paralimpica, pararowing, karate inclusivo, boccia paralimpica, scherma non vedenti, showdown, che è appunto questa specie di ping pong per non vedenti, e baschine, che forse è quello che per una ragione o per l'altra è quello che conosciamo meglio. Abbiamo tempo soltanto per 2 cose. Una, si va
non c'è bisogno di prenotarsi, iscriversi e niente. Tutto Speriamo che vengano. Aspettiamo numerosi tutti, sia alla tavola rotonda che all'esibizione sportiva, ovviamente. E poi c'è questo libro che Sì. lo faccio vedere Della nostra socia, Donatella Rovisato, e di Franco Donatella Rovisato è Steiner. una persona che è venuta a trovarci un paio di volte durante Trieste in diretta, ed è una persona anche una tosta. Che ha fondato per la dire prima verità. associazione sportiva dedicata agli sport degli handicappati nel 1974, la prima in assoluto in Italia. E Vedi questo che libro- parli di handicappati in quel periodo. Perché lei ci tiene, lei dice sì. lei vuole, perché per lei non è una malattia, è una condizione, ed è orgogliosa che ci sia il termine handicappati. Adesso tanti hanno cambiato, no? Anche ultimamente mi pare, no, disabili, diversamente abili, adesso c'è ancora una nuova, mi pare, dicitura. Donatella rimane sugli handicappati e ci tiene in particolare. Allora, grazie ai nostri ospiti, abbiamo ancora, siamo veramente in chiusura. Vi ricordo dunque la terza edizione di Sportin, Uniti dallo Sport, organizzata dal Panathlon in unione con il Lions Club Trieste Host e con il Lions, sempre di Sportin. Fra l'altro parleremo questa sera durante la puntata di Trieste in diretta, che andrà in onda alle 17:55, così ho fatto anche un po' di pubblicità pro domo nostra. Grazie allora a Biagio Terrano ed Andrea Cecotti del Panathlon per essere stati con noi, buon lavoro. Grazie. E per Sportin e per tutte le altre attività del Panathlon. Noi adesso andiamo in pubblicità, poi il telegiornale delle 13:20. Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca derubata dei contanti che teneva in borsetta mentre dormiva. Poi la donna si è svegliata trovandosi faccia a faccia con il ladro. L'inquietante fatto di cronaca è avvenuto in una villa in Scala Santa. Una donna, la proprietaria di casa, si è trovata faccia a faccia questa notte con il ladro che rovistava nella camera da letto per rubare soldi e gioielli. Tantissimo spavento, naturalmente, pensate, trovarsi faccia a faccia con il ladro al proprio risveglio in piena notte. Momenti di terrore nella notte in una villa al civico 149 di Scala Santa. Il ladro in abiti scuri e col volto travisato è riuscito a entrare nell'abitazione forzando una finestra. Prima ha rovistato in giro per la casa alla ricerca di oggetti preziosi e soldi, poi è salito le scale fino a raggiungere la camera da letto della vittima. Mentre la donna dormiva, il ladro ha rovistato nella sua borsetta, dove ha trovato 400 euro. A quel punto la signora si è svegliata con il malintenzionato a pochi metri da lei. L'uomo è fuggito subito, uscendo dalla porta principale dell'abitazione. La malcapitata ha chiamato le forze dell'ordine e sul posto è intervenuta la Polizia di Stato con la scientifica. Investigatori alla ricerca di elementi utili per rintracciare il ladro, come impronte digitali e immagini di videosorveglianza. La zona è munita di telecamere, anche private. Forse proprio quelle immagini potranno ricostruire parte del tragitto compiuto dal malintenzionato. E questa notte ladri in azione anche in via Trento, colpiti locali Once e 040. Ci siamo svegliati questa mattina, ci hanno chiamato i carabinieri e siamo corsi giù. In verità hanno fatto il danno del vetro e ci hanno rubato pochissimo, il fondo cassa e una bottiglia di Jack Daniels. Un altro furto con spaccata ai danni di un locale a Trieste. Nella notte ignoti hanno infranto la porta vetro del bar Once in via Trento, magro bottino, pochi spiccioli e appunto rubato una bottiglia di whisky. Il danno vero è quello all'ingresso, sostituire il vetro costerà alcune centinaia di euro. Qua è la prima volta. So che dei miei colleghi è già successo qua in zona, però per qua è la prima volta. Avete fatto denuncia quindi? Certo.
speriamo bene. Ma questo non è l'unico furto avvenuto nella notte in via Trento. A pochi metri dal bar Once c'è il locale 040, il primo dei due a essere stato colpito. Probabilmente si tratta delle stesse persone. Il ladro o i ladri sono riusciti a entrare attraverso la porta della cucina per poi rubare i soldi delle mance. Il fondo cassa infatti era vuoto. Il personale del locale, già vittima di furti in passato, non tiene l'incasso della giornata nel ristorante. Su entrambi i fatti indagano i carabinieri. La zona fortunatamente è piena di telecamere. Le immagini sono già state acquisite. Ladri in azione ieri sera in un'abitazione di Valmaura, sul posto i carabinieri della stazione di Portonuovo, che hanno constatato segni di forzatura alla porta d'ingresso. L'appartamento era a soqquadro, ma non è stato rubato nulla. Tentato furto nella notte anche a Santa Croce. Marito e moglie erano al piano superiore della propria abitazione quando hanno sentito dei rumori provenienti dal pianterreno. Scesi a constatare, i coniugi hanno notato che una finestra era stata forzata, ma i ladri non sono riusciti ad entrare in casa. Indagano i carabinieri di Aurisina. Adesso occupiamoci di un altro fatto di cronaca, di un dramma familiare. Una mamma è stata trovata morta in casa, abbracciata alla figlioletta in lacrime, e la bambina è già stata affidata ad una famiglia triestina. La mamma muore in casa, i soccorritori buttano giù la porta e la trovano con la figlia piccola abbracciata in lacrime. Una terribile tragedia, quella che si è consumata in un appartamento di un rione periferico di Trieste. Questi i fatti sui quali non vengono diffusi particolari proprio per tutelare la bambina. La donna, sulla Trentina, a Trieste, in seguito al conflitto in Ucraina, è stata trovata morta ieri sera all'interno del suo appartamento, pare per cause naturali. Nella mattinata di ieri la bambina non si era presentata a scuola e il personale scolastico e dei servizi sociali aveva cercato di contattare la madre senza successo. È quindi scattato l'allarme che ha portato in seguito l'assistente sociale, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 a fare la terribile scoperta. Sono in fase d'accertamento le cause della morte della donna, ma sono state subito escluse le ipotesi del gesto volontario o dell'atto violento. La bimba è stata dapprima affidata al Burlo Garofolo, subito dopo è stata presa in carico dai servizi sociali del comune, che si sono attivati immediatamente, come ci hanno confermato al telefono il sindaco di Piazza e l'assessore Tognolli, entrambi umanamente molto colpiti dalla tristissima vicenda. Tramite il centro per l'affido è stata dunque già individuata una famiglia che potrà prendersi cura della sfortunata bambina, mantenendo per quanto possibile le sue abitudini di vita. Si intitola Respect, l'iniziativa approdata oggi a Trieste, organizzata dal SIAP per sensibilizzare soprattutto i giovani in merito a temi quali la violenza contro le donne e i femminicidi, con un appendice particolare. È alle giovani generazioni che ci dobbiamo rivolgere per far comprendere quanto sia importante cambiare il punto di vista verso le categorie più deboli, notoriamente le donne, i ragazzi, chiunque esse siano, che devono meritare rispetto, prima di tutto rispetto, che è il titolo di questa iniziativa e mi sembra assolutamente calzante. Il questore di Trieste Lilia Fredella così sintetizza Respect, la manifestazione che si è svolta questa mattina al MIB. Voluta dal SIAP triestino, l'iniziativa ha visto da un lato la partecipazione delle varie realtà impegnate sul territorio nella tutela delle donne vittime di violenza ed abuso. L'accento è stato posto anche sul lavoro della polizia, impegnata in un compito che non sempre si conclude con la fine di un'indagine o di un intervento. Quindi vi è stato un momento musicale con la partecipazione della Groove Factory Band. Pensiamo che il tema del femminicidio e della violenza di genere sia oggi un tema assolutamente problematico, è un tema sociale che deve essere affrontato in ogni forma e sicuramente anche la forma d'arte pensiamo che possa essere un canale comunicativo importante, forte, soprattutto più di impatto per i giovani. Attraverso questa formula Respect è diventato un format. Respect sta girando per la regione perché abbiamo già fatto tappa a Udine, Pordenone, oggi Trieste e poi ci sarà anche Gorizia, proprio per parlare ai giovani, parlare di tematiche, concetti anche difficili come la vittimizzazione secondaria, la violenza assistita, l'oggettivazione, la donna come oggetto, quindi oggetto di potere altrui e non soggetto di diritti propri.
Respect però si caratterizza, perlomeno per quanto concerne l'edizione triestina, per un aspetto in più. Il dipinto La misura del sogno di Arturo D'Ascanio sarà messo all'asta a favore dell'associazione Giulia Cecchettina. E in questa manifestazione, che ritengo davvero prestigiosa dal punto di vista umano, mettere a disposizione un'opera il cui ricavato andrà a una fondazione contro la violenza di genere, per me è davvero un onore. Ora il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, dove ci aspetta l'ispettore Schillani. Buongiorno ispettore, le cedo subito la linea per le consuete informative per quanto riguarda traffico e viabilità. Sì, buongiorno a lei, dottor Bosazzi, e a tutti gli spettatori. Innanzitutto inizierei a dire una mattinata molto tranquilla anche per quanto riguarda la viabilità e il traffico. Nessun incidente degno di nota da segnalare, quindi questo è molto positivo, traffico abbastanza scarso e scorrevole. Per il pomeriggio non ho appuntamenti da segnalare in agenda o manifestazioni, quelle segnalate questa mattina si sono svolte regolarmente. L'unica nota è che dalle ore 12 è stata chiusa l'area di sosta, è stata interdetta la sosta nelle aree antistanti al zona marittima, Marinai d'Italia e Riva Mandracchio per l'arrivo della nave. Questa chiusura rimarrà attiva fino a domani sera, quindi fare attenzione, c'è una riduzione dei posti macchina nella zona Rive per chi scende in città. Per la serata ho solo la nota della segnaletica notturna, Viale Miramare, fare attenzione quindi al cantiere mobile e agli operai che operano appunto in carreggiata. Per quanto riguarda la giornata di domani ho due note che riguardano la viabilità. Via Bonomea, chi transita su questa arteria, c'è una manifestazione alla Sissa, quindi verso le 8.39 con il deflusso per le 17.30-18 si è segnalato l'arrivo di alcuni pullman, quindi potrebbe esserci dei rallentamenti in zona, saremo sul posto per la viabilità. Inoltre una nota anche per avvisare la cittadinanza, via Montegrappa 1 siamo ai Volta, intorno alle 11.30 ci sarà una prova di evacuazione, uno sfollamento veloce per una esercitazione antincendio, quindi con uso di sirene e riversamento in strada di tutti gli alunni, quindi non spaventarsi, è un'esercitazione, saremo sul posto eventualmente per la sicurezza dell'esercitazione. Ultima nota che non riguarda proprio il centro città ma può essere di interesse perché riguarda comunque la viabilità, ho una nota dell'ANAS per il raccordo 13 autostradale, quindi quello che parte da Trieste in direzione Monfalcone, quindi l'autostrada. Da domani verrà chiusa la direttrice Venezia con scambio di carreggiata in direzione Trieste, quindi ci sarà questo scambio di carreggiata che andrà avanti fino a lunedì mattina. Potrebbe esserci dei rallentamenti, fare attenzione al cantiere, chi si reca fuori città verso l'autostrada. Altre segnalazioni non da fornire, restituire la linea. Grazie ispettore Schillani, buona giornata e buon lavoro. Per l'estate tornano i collegamenti via mare fra Trieste e l'Istria. I traghetti toccheranno le località di Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussempiccolo. Previste promozioni per gruppi, famiglie, giovani, anziani e disabili. Riparte il 26 giugno il servizio di traghetti fra Trieste e le principali località dell'Istria. È stato firmato in Regione il contratto con il gruppo armatoriale Liberty Lines che gestirà nel triennio 2025-27 i collegamenti internazionali via mare tra Trieste, Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussempiccolo. Sì, abbiamo fatto un lavoro di grande determinazione perché la gara inizialmente è andata deserta, poi in procedura negoziata con Liberty Lines siamo riusciti appunto a trovare termini e condizioni in modo tale da poter far riattivare questo servizio tanto sentito e tanto desiderato dai nostri cittadini, ma che adesso punta ad avere anche dei visitatori che dalla Slovenia e dalla Croazia vengano a Trieste sul nostro territorio regionale attraverso dei pacchetti. Il servizio viene ripristinato dopo la sospensione dello scorso anno e sarà attivo dal 26 giugno al 1 settembre tutti i giorni della settimana tranne i martedì con partenza e arrivo al Molo Quarto di Trieste. Sarà possibile trasportare fino a 200 passeggeri e 15 biciclette per ogni corsa. Previste inoltre tariffe agevolate per gruppi, famiglie, over 65, giovani e persone con disabilità, grazie ai 4,5 milioni di euro stanziati dalla Regione per questa finalità.
Campioni, ricercatori e scuole assieme per raccontare il mare da ogni prospettiva. Dal 23 al 25 maggio a Trieste la 14ª edizione di Mare Nord-Est. Trieste si conferma ancora una volta capitale del mare con la 14ª edizione di Mare Nord-Est, la rassegna che porta in piazza Unità d'Italia scienza, cultura, sport e grandi racconti di esplorazione. Un evento internazionale che cresce ogni anno e che anche in questa edizione 2025 promette ospiti d'eccezione e momenti unici. Una 14ª edizione che potrei dire sicuramente estremamente importante e che conferma la vocazione internazionale dell'evento. Mare Nord-Est è anche educazione e sensibilizzazione, soprattutto per le nuove generazioni. Mostre fotografiche, laboratori interattivi e attività con le scuole avvicinano bambini e ragazzi alla scienza del mare. I più piccoli potranno toccare con mano campioni geologici, osservare le correnti marine in laboratorio e incontrare ricercatori dell'ARPA, dell'OGS e del Museo dell'Antartide. Un modo concreto per trasmettere il rispetto dell'ambiente e la bellezza della scoperta scientifica. Mostriamo loro come si differenzia quello che i subacquei tirano via dal mare e quindi è una specie di approccio molto soft, però dà i suoi risultati. Non mancheranno momenti di spettacolo come la performance del gruppo Gea Danza ispirata proprio dall'universo marino e novità come l'Ocean Film Festival, una rassegna di cortometraggi dedicati al mare e all'ambiente pensata per coinvolgere le scuole secondarie. Assisteranno alla proiezione di vari short, così vengono chiamati, di vari short legati al mare. Questa è una cosa che è venuta fuori così quasi per scherzo, però insomma spero dia i risultati previsti, che ne sono quasi sicuro. Particolarmente significativa è la collaborazione con l'Accademia Internazionale di Scienze Tecniche della Subacquea, che proprio a Trieste premierà i più importanti esperti del settore. Verranno quindi premiati i più grandi e i più importanti studiosi di scienze tecniche appunto legate al mondo della subacquea, che mai come in questo momento ha visto la situazione geopolitica, sicuramente sta assumendo un'importanza strategica. Ci fermiamo per la pubblicità, quando rientriamo abbiamo ancora servizi per voi, per cui rimanete in nostra compagnia, ci vediamo fra un po'. Entriamo in studio, caso Resinovic, sentire subito il tecnico di Sala Settoria Giacomo Molinari, non si può dargli del mitomane senza nemmeno averlo interrogato. Istanza in procura dei legali di Sebastiano Visentin, il vedovo di Liliana Resinovic. Com'è possibile che le affermazioni di Giacomo Molinari siano ritenute false e quindi inattendibili senza che questa persona sia nemmeno stata sentita in procura e quindi interrogata dal PM? Gli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua, che difendono il vedovo di Liliana Resinovic, Sebastiano Visentin, in una nota si dichiarano stupiti dall'etichetta di mitomane che è stata attribuita al tecnico della Sala Settoria che ha partecipato alla prima autopsia sul corpo della donna. L'uomo infatti ha rivelato pochi giorni fa di aver inviato alla Procura di Trieste una memoria in cui ammette di aver procurato la frattura alla vertebra toracica di Liliana, un atto riferito come involontario avvenuto sistemando il corpo. Proprio quella frattura che, stando ai consulenti della Procura guidati da Cristina Cattaneo, aveva fatto ipotizzare come la morte fosse avvenuta in realtà per omicidio. I due legali riferiscono il loro stupore rispetto ai toni perentori con cui il pool difensivo di Sergio Resinovic etichetta le affermazioni del preparatore anatomico come mendaci e tardive dichiarazioni di un mitomane, addirittura aprendo le porte a una querela per falso. Questo ovviamente a meno che non vi sia chi abbia in mano conoscenze processuali diverse da quelle che la difesa dell'imputato peraltro fin qui non ha. Ci chiediamo con franchezza, scrivono, come possa affermarsi fin d'ora che le considerazioni di Molinari siano false e quindi inattendibili, siccome frutto, da quel che leggiamo a titolo di aperta censura, di fantasia di un cittadino su cui è stata fatta cadere la scure di mitomane prima ancora di capire se egli sia stato sentito in procura e sia stato quindi sondato dal pubblico ministero procedente al riguardo. Un modo questo, stando ai Bevilacqua, anche per sottrarre il caso dall'ennesima diatriba mediatica. I legali hanno quindi comunicato di aver presentato istanze in procura affinché il tecnico venga sentito quanto prima, acquisendo agli atti le sue affermazioni. Il Comune riduce il proprio debito finanziario con un provvedimento che impiega circa 17 milioni di euro, fondi che portano a un risparmio in spesa corrente che il municipio utilizzerà per altri servizi.
Con un'operazione volta ad alleggerire il debito comunale e quindi risparmiare sugli interessi che il municipio versa annualmente, l'assessore al bilancio del comune di Trieste Everest Bertoli ha portato in giunta un provvedimento che destina circa 17 milioni di euro a riduzione del carico finanziario pubblico. La misura andrà in consiglio comunale alla prossima seduta, ma di fatto, afferma Bertoli, il lavoro è orientato a liberare fondi nella spesa corrente per destinarli ad attività ritenute primarie, come garantire i centri estivi. È un'operazione appunto che non solo libera 1,5 milioni di euro sulla spesa corrente, che poi ci potrà permettere per esempio di investire molto di più sui, faccio un esempio, i centri estivi, ma questo lo decideremo insieme con i colleghi di giunta e la maggioranza, pone il comune di Trieste in una situazione assolutamente virtuosa. Basti pensare che dopo questa operazione su ogni cittadino, su ogni nostro concittadino ci sarebbero solo 95 euro di debito, mentre in altre realtà, basta citare Torino, dove siamo oltre Torino, Milano, Roma, dove siamo oltre i 3.000 euro di debito, oppure in realtà che forse sono anche più virtuose come Bologna, dove comunque la cifra è estremamente importante, oltre i 200 euro. Ecco, è una buona e sana amministrazione che libera le risorse perché pensa al futuro e contemporaneamente non ferma gli investimenti nel presente. Con questa scelta sembra che quindi si vada da un lato a erodere il debito, ma dall'altro a rinunciare a investire denaro in altri progetti. Tesi subito smontata da Bertoli, che annuncia una variazione di bilancio da circa 36 milioni di euro, all'interno dei quali ci sono i fondi ottenuti dalla vendita di Palazzo Carciotti. Sta per arrivare una variazione di bilancio di oltre 36 milioni di euro di investimenti nuovi, oltre ai soldi che avevamo già messo in atto, dove diamo risposte immediate e puntuali. Ad esempio facciamo partire definitivamente l'iter della piscina acquamarina con un ulteriore stanziamento di 5 milioni per parlare poi di piazza Unità, o anche di tante altre piccole importanti questioni che però ci stanno a cuore e per quali non fermiamo assolutamente gli investimenti. Una verdesca di oltre 2 metri in sacchetta tra le imbarcazioni all'ormeggio sulle rive. Una verdesca di oltre 2 metri sotto costa, anzi addirittura in sacchetta, è l'eccezionale avvistamento a cui hanno assistito decine di curiosi triestini in tarda mattinata sulle rive, sul pontile che collega Marina San Giusto all'Adriaco. Lo squalo, finito sotto riva presumibilmente alla ricerca di cibo, è rimasto fra le imbarcazioni e gli ormeggi per oltre un'ora, facendo scattare gli inevitabili scatti fotografici, video circolati poi in rete e commenti in salsa nostrana, mentre i tecnici di OGS e Area Marina Protetta di Miramare monitoravano l'esemplare. Le verdesche notoriamente risalgono l'Adriatico nei mesi estivi, seguendo i banchi di pesce azzurro, come fanno anche tonni, delfini e altre specie di squalo come il volpe, per poi dare alla luce i piccoli in acque non particolarmente profonde. Uno spettacolo della natura che però non va considerato un pericolo, bensì una testimonianza di salute dell'ambiente marino. E questo al netto dei burberi commenti registrati in banchina e di chi avrebbe voluto approfittarne per una grigliata, peraltro sconsigliatissima visto l'acre odore di urina che la specie emana una volta pescata. Chiedere ai vecchi pescatori per credere. Sarà per questo, sarà perché era tempo di concludere l'esibizione stile acquario, che la verdesca ha ripreso il largo proprio davanti all'obiettivo della nostra telecamera. Sì, siamo qua, adesso sembra che se ne sia andata finalmente, sembrava intrappolata, però alla fine ha ritrovato la via. Ecco, un incontro, come dire, che una volta era abbastanza usuale in Adriatico, di questi tempi un po' meno. Sì, non se ne vedono molte, era stata avvistata un altro esemplare l'altra settimana se non sbaglio, sempre dall'area marina protetta, e mi hanno mandato la segnalazione e sono venuto qui in pausa pranzo a dare un occhio e sono in stretto contatto con l'area marina protetta e quindi ero qui come inviato speciale, diciamo. Ricordiamo anche ai tanti curiosi, no, che magari qualcuno ha detto ma questa insomma è pericolosa eccetera, che sono questi tipi di squali un patrimonio da conservare e non un animale da temere. Assolutamente, di attacchi all'uomo diciamo ce ne sono penso quasi nessuno, quindi non c'è da temere e sono degli esemplari bellissimi, anche questa era fantastica da vedere, quindi proprio andate tranquilli. È uscito il bando di concorso per la copertura di 19 posti di agente della Polizia Locale di Trieste. Per le giornate del 21 e 26 maggio il Comune ha organizzato 2 Open Day per iscriversi al concorso oppure per ricevere informazioni.
19 posti di agenti della Polizia Locale a Trieste. Il bando è appena uscito ed è rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni, patente B e A2 o superiori, diploma di scuola superiore e conoscenza della lingua inglese. L'obiettivo è incrementare il personale della Polizia Locale, che attualmente conta 288 addetti di età media di 46 anni. Saranno in realtà più 20 le unità della Polizia Locale, perché ricordo a tutti che da poco è entrato anche un'unità cinofila e il concorso prevede l'assunzione di 19 nuovi operatori, e voglio veramente ringraziare tutta l'amministrazione comunale e in particolare anche l'assessore Avian per la grande sensibilità ai temi della sicurezza. Per ricevere tutte le informazioni sul concorso e sull'attività della Polizia Locale, il Comune ha organizzato 2 Open Day, mercoledì 21 e lunedì 26 maggio alla caserma San Sebastiano di Viale Voltella. Le caratteristiche possono essere le più diverse, infatti colgo l'occasione per annunciare 2 giornate di Open Day, il 21 e il 26 maggio, durante i quali i candidati potranno anche conoscere quelli che sono i vari ruoli e le varie funzioni che svolge la Polizia Locale. Il corpo della Polizia Locale di Trieste è un corpo davvero ben strutturato, con tanti nuclei specialistici dove è possibile realizzare anche le proprie ambizioni, le proprie aspirazioni. L'esame consiste in 3 prove, scritta, orale e di efficienza fisica, per la quale è necessario il certificato per l'attività agonistica. All'ultimo concorso nel 2022 parteciparono più di 600 aspiranti agenti. Ed è molto importante perché questo è il secondo concorso che facciamo durante il mio mandato. Il primo era nel 22, dove abbiamo avuto 699 domande, e speriamo questa volta di averne di più, perché così ci permetterà di sostituire tutto il personale che va in quiescenza o che si trasferisce presso altri enti, di avere personale da cui attingere da fermeggerate liste. Si avviano alla conclusione i lavori di messa in sicurezza di un tratto di via Udine storicamente interessato da fenomeni di smottamento. Sopralluogo lungo il tratto interessato dell'assessore Scocimarro. Un ottimo lavoro fatto bene, durato solo un anno, che ha messo in sicurezza tutto il territorio e le case dei nostri concittadini. È soddisfatto l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scocimarro. A bordo di un elicottero ha effettuato un sopralluogo per constatare l'imminente conclusione dei lavori di messa in sicurezza di un tratto considerevole di via Udine, si parla di 300 metri, interessato da anni da un grave smottamento, le cui origini vanno ricercate nell'urbanizzazione dell'area avvenuta un secolo e mezzo fa. Un anno fa, con 1,5 milioni abbiamo fatto sì che tutta quest'area sia posta in sicurezza per i prossimi decenni. Ovviamente bisognerà fare delle manutenzioni continue, però la complessità è data che normalmente questi interventi si fanno in montagna e non in un'area urbana, tanto che si è dovuto utilizzare l'elicottero per portare delle grandi piastre di contenimento. Interventi fatti in parete, come si fa in montagna. Quindi l'intervento ha visto prima un'interlocuzione con il Comune, poi la Regione ha agito da sola. Il progetto esecutivo era stato approvato nel 2023. Le opere principali hanno riguardato il rinforzo delle difese superficiali, la posa di reti metalliche armate con geostuoie e l'installazione di chiodature profonde per contrastare l'erosione e migliorare la tenuta della parete. Iniziati il 1° marzo dello scorso anno, i lavori si chiuderanno il 27 maggio prossimo. Allora, prima di chiudere questa edizione del telegiornale, intanto vi ricordo l'appuntamento delle 17:55 con Trieste in diretta, e c'è da farvi vedere anche l'inaugurazione della nuova piazza di Roiano che è avvenuta questa mattina. Vediamo allora. Per fare l'albero ci vuole il bosco, per fare il bosco ci vuole il monte. bravi, viva Roiano! C'era il pubblico delle grandi occasioni quest'oggi a Roiano, in riferimento ai bambini delle scuole Tarabocchia, Isola dei Tesori e Delfino Blu, che con la loro presenza e i loro canti stamattina hanno inaugurato ufficialmente la nuova piazza del Rione. E il focus oggi lo dedichiamo proprio a loro, futuri fruitori di questi spazi, fra area giochi, parete d'arrampicata e più in generale spazi a disposizione che fino ad oggi erano interdetti alla cittadinanza. Accanto a loro un ricco parterre istituzionale, con in testa il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, visibilmente emozionata e soddisfatta per il traguardo raggiunto.
Stato. Oggi sono molto emozionata perché erano 3 opere pubbliche che erano lì in attesa da anni, 3 opere complicate e che sono contenta di vedere il traguardo e di vederle realizzate per Trieste. Quindi è una grande soddisfazione. Ovviamente il mio lavoro non si ferma, andiamo avanti con altre opere. Un obiettivo raggiunto a fatica, fra tempi dilazionati, modifica al progetto, tempistiche burocratiche, i lavori alla volta del torrente sotterraneo, gli ostacoli riscontrati nel realizzare il parcheggio, ma alla fine il nastro è stato tagliato. Questo progetto nasce per i bambini e difatti guarda che roba, è una grandissima emozione, sono molto felice, ce l'abbiamo fatta. Pensa che ho cominciato nel 2003, siamo nel 25-22 anni, una robettina da niente insomma. Ho detto ai cittadini di segnalarmi qualsiasi cosa che non va bene, perché sono un po' stanco, davanti a una cosa così bella bisogna evitare i vandalismi. Ho iniziato questa battaglia nel 92, infatti oggi c'è un po' di pelle d'oca perché ovviamente il risultato permette a noi roianesi di non avere più il muro di Berlino. È caduto il muro di Berlino, era caduto il muro a Gorizia e qui c'era ancora un filo spinato ed un muro che divideva a metà il rione. La partecipazione oggi è stata notevole. Oltre alla rappresentanza istituzionale c'era molta gente, residenti, curiosi, personale degli uffici comunali che hanno seguito l'iter e le ditte, tra cui la All Green che ha curato il verde, menzionata anche dal sindaco, in particolare Giacomo, onnipresente nel cantiere in questi mesi, nonché una rappresentanza di Acega, Sapie e Seanga. La piazza non ha ancora un nome. Il locale ricavato nella struttura dell'autorimessa è ancora da definire a cosa sarà destinata, ma intanto la città da oggi può godere di un nuovo spazio pubblico. Come terza circoscrizione, fin dai tempi del consigliere assessore Lorenzo Giorgi, è sempre stata molto attiva e vicina a tutta la comunità. È tutto, a più tardi, buon pomeriggio, arrivederci.